in collaborazione con Glenvision e Ottima Trento. Prima il selfie sul telegrafo e poi la caduta nel vuoto mentre scende dal Monte Baldo, tragica morte per Giorgio Piccoli. Dal lupo confidente in Val di Fassa all'orso M90 ancora sveglio, la provincia sapeva già tutto. Il report di dicembre era chiarissimo su entrambe le situazioni. Oltre 150 alloggi ITEA pronti ma sfitti in tutta la provincia a fronte di migliaia di domande presentate. La legge del 2005 è obsoleta e tutti si rimpallano le responsabilità. Dal CIO altro no allo sliding center di Cortina d'Ampezzo, mentre Salvini attende trepidante il via ai lavori. Malagò ammette: tutte le piste del mondo erano pronte ad ospitarci. L'altra montagna. Il ghiacciaio è già scoperto come in estate sotto Capanna Gnifetti sul Monte Rosa. Baccolo dice: non è normale che a 3500 metri si sia quasi completamente esposto. Ottima Trento, dal 1997, consulenza, ricerca e formazione. Il nostro impegno, la tua crescita costante. Ottimatrento.it